Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, stiamo per iniziare la seconda stagione, abbiamo molti obiettivi. Allora, vediamoli insieme. Cominciamo col Tour of Oman, scusate per le pronunce, lo dico già, il circuito delle Ardenne, Tour of the Gila, campionato italiano, diciamo, in linea. Speravo più quelli, scusa, quello a cronometro. No, lo vorrei mettere quello a cronometro. Scusa un attimo. National Championship. Boh, non me lo dà? Boh, vai. Niente, andiamo avanti. E poi il Sibiu Cycling Tour, il Larry Miller Tour of the Utah, Locolo della Repubblica Ceca, Tour of the Bus, non lo so, insomma, tour canadese e Ronde Isard. Questi sono i tour che voglio portare a casa. Siamo sempre nella stessa squadra, siamo messi abbastanza bene e siamo pronti a dominare il mondo. Ok raga, per iniziare però per scaldare i motori per il Tour de Oman del 10 febbraio abbiamo una Vuelta del Venezuela ragazzi, porca puttana, 8 tappe e tutte belle e arroganti. Oggi cominciamo la seconda stagione con il Tour del Venezuela. Ok, allora siamo leggermente fuori forma, però dobbiamo prendere la forma ovviamente. Vai, vai raga, vediamo se riusciamo in questa tappa, diciamo, per velocisti a beffare tutti. Proviamoci, il Kuma ci prova prima ovviamente, prova a sparagliare tutto. Sappiamo che è durissima. Attenzione, Christiansen ci prova. Ma sappiamo che non sono le nostre tappe queste. Ne siamo iper consapevoli. Il Kuma ci prova, è pazzo, il Kuma è pazzo. Ma il pelotone è arrivato. Vabbè, era chiaro, dai. Attenzione il Kuma di arroganza, il Kuma di arroganza, dai Kuma. Però se la sta lottando, forse direi di no. Ok. 18esimo però godo. Ok ragazzi, andiamo. Mancano 12 km. Il veneziano vuole capire. Il veneziano. Attenzione, qualcuno prova a partire. Qualcuno ci prova, ma il veneziano vuole aspettare. Vuole capire il Cube, vuole capire. Ok, il Cume vuole sgattaiolare un po'. Ecco. E mo vediamo se è fattibile. Non ho una grande forma, sono già messo malino anche, però attenzione, qualcuno parte, qualcuno ci prova, qualcuno ci prova. Ok, il Cume sembra andare bene. Boh, bravo Cume. Ancora ci prova Gomez, ci provano tutti. Oh, che due maroni. Sembra ancora far fatica. Oh. Vediamo se Veneziano prova ad andarsene. No, 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 no. Non ce la fa. Non ce la fa Ercume. Vabbè, ma qua partono tutti. Oh.
Niente, sono anche più a tirare, perfetto. Quanta fatica faccio, porca miseria. Oh. Male. Male, 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 purtroppo. Non riesco a recuperare, ma la vedo duretta. C'è anche uno dei nostri comunque, grande brand. Intanto vanno a vincere in tre. Male, male, male. 17esimo. Niente di eccitante purtroppo. In realtà mi devo preparare per il Tour dell'Oman, però cazzo, tra i favoriti. Ho fatto veramente schifo. Se non ho proprio recupero, no, devo migliorare ancora tanto. Bisogna migliorare ancora tanto. Siamo ottavi nella globale. Dai, niente di eccitante. Ok ragazzi. Mettiamoci davanti e cerchiamo di capire se è fattibile qualcosa. In una tappa di collina, ma che non è propriamente a nostro favore. Abbiamo anche una bella forma oggi, quella che dovevamo avere forse nella tappa precedente. Ha fatto abbastanza schifo purtroppo. Vabbè, pazienza. 5 km. 5 km. Attenzione, veneziano ci prova, prova la pazzia al Cume. Prova la pazzia al Cume, se ne va da solo. A 2-3, a 2-3. Prova ad andarsene da solo il Cume. Sarà un'impresa abbastanza disperata, ho paura. Tanto presto è partito, infatti stanno arrivando, stanno arrivando. Ci ho provato, raga. Ci ho provato. Vince Lilian Calmayen. Noi 11esimi, dai, pian pianino, pian pianino. Ok, raga. Siamo alla tappa 4 di 8. E vediamo. Cosa riusciamo a combinare? Non abbiamo una gran forma di giornata, ovviamente. Perfetto. Ok. Possiamo andare un po' avanti? Voglio stare davanti, signor Ridolfo. Dai, Ridolfo, dai, madonna. 9 chilometri. Qualcuno ci prova, ovviamente. Mamma mia, tutti che provano a scattare, cacchio, che palle. Il veneziano sembra già in difficoltà. Se il Cume riesce a dare una sterzatina. Il Cume ci prova, il Cume ci prova. Il Cume prova a scattare inesorabilmente. Ercume ci prova, Ercume ci prova. Fa cagare altro che... Niente. Disastro assoluto, non metto neanche il... Vabbè. Tutto quello che potevo sbagliare ho sbagliato. Attenzione, il Cume ci sta... niente. Va a cagare, va. Non ci siamo minimamente. È vero che dobbiamo... Questi sono tour di preparazione del Tour dell'Oman, però...
Mamma mia. Che schifo. Beh ragazzi, questo è un tappone veramente duro. Eccolo qua. Tappone alpino duro. Comunque avevamo uno squadrone per questo giro. Solo che non riusciamo a fare un cazzo. Però vabbè. A parte questo piccolo dettaglio, vediamo di svegliarci su. Questa è una tappa a nostro favore, a mio parere. Calm Jane, come cacchio si... C'è la yellow flag. E adesso vediamo chi ne ha di più. E mo vediamo chi ne ha di più. Io il numero uno comunque, questa è una prima squadra, il first team. E chiaramente, ma che squadra? La squadra c'è, però è la squadra che può portare su. E se la squadra mi porta su sono dolori. Io aspetto ovviamente, ormai il tour la vedo dura perché siamo, insomma, siamo ottavi a 49 secondi in realtà. Siamo lontani, attenzione, parte Pineda, se parte Pineda so cazzi. Se parte Pineda sono dolori, Pineda grandissimo campione. Vabbè, a parte questo, comunque 7-8. Nessuno sembra voler partire, attenzione Lopez. 6 chilometri. Io ci provo ragazzi, non ho alternative. Non ho alternative se voglio tentare di vincere. Vai. Il Cume ci prova ragazzi. Il veneziano tenta il tutto per tutto. Falling behind, but it's falling behind. Ok. Niente, non riesco a dominare la scena, c'è niente da fare. Attenzione, per la maglia gialla sembra sparita però dei radar. Attenzione, prova a scattare ancora Veneziano, ci prova ancora il porco. Attenzione, il Cube ci prova. Cube ci prova ma fa fatica Veneziano. Fa un'enorme fatica. È finito praticamente il Cume. Ai ai ai. Tien botta Cume, tien botta. Attenzione il veneziano. È andata. Purtroppo è andata. Come ci sta provando anche, ma... provando a recuperare veneziano. Il Cuba non riesce più a scattare. Il Cuba non scatta. Dai. Peccato. Mamma mia, un pachiderma, per carità ha fatto un po' meglio, però. Sesta posizione, vediamo le classifiche. Sono proprio curioso, però. È crollata la maglia gialla intanto, mi pare di aver capito. Bisogna capire le classifiche, certo il sudafricano ha fatto un merdone, cazzo. Comunque un buon sesto posto, dai, meglio di niente. Vediamo i risultati. Globale, siamo terzi nel globale, comunque 55 secondi perché comunque ha vinto a uno della fuga della mattina, allora è incredibile, siamo ancora là, è pazzesco. 25 anni secondi, sto Gomez, German, Dario ragazzi, una bella bestia. Va bene, va bene, va bene. E come squadra siamo quarti adesso. Vai raga. 11 km. Salitona, salitona anche questa. Vediamo cosa ci conviene fare. Ok, 6 km dopo discesa. Il Cume forse vuole provarla da solo?
Il Cume ci prova, è pazzesco veneziano, come scatta sempre sto porco. Il Cume ci prova. Niente da fare. Primo scattino non è andato in porto, purtroppo. Sopravvivano gli altri. Ciavato. Niente, non riesco a dare... E non capisco il perché, sinceramente. Rischio di perdere anche il... Dai, Cume, dai. Attenzione, il Cume ci sta provando in una maniera un po' arrogante. Arrogantissimo quel Cume, arrogantissimo. Ti prego, Cume, ti prego. Ti enduro, ti enduro. Ti enduro. È durissima, però è durissima. 30 secondi, 28. Cotto, cotto. Veneziane cotto. 32, 27. Siamo là. 21 e arrivano. Purtroppo arrivano. Purtroppo arrivano. Purtroppo i bastardoni arrivano. In volata perderò sicuro. Mi sono stancato troppo, ahimè. Falling behind, falling behind. 1,9. Trovo la discesa che di solito in discesa ha sempre fatto cose egregie. Attenzione, il Cube ci prova! Il Cube ci prova! Non ci credo. Niente. Ma guarda che non che credo. Incredibile. Calmaiano. Mi sono giocato. Ma vaffanculo. Vai. Questa è pesante, cacchio. Potevamo fare la storia. Sì, la storia. Tour di merda, però. Potevamo vincere sta tappa, cacchio, era importante. Che sfiga, oh, Calmayan, il fenomeno. Il fenomeno Calmayan. Vediamo, podio. Vince Calmayan. Terzo a 49 secondi. Scalatori terzi. Appunti, ciao. Giovani siamo secondi, ma ci danno noi la maglia. Ma vaffanculo. Che sfiga. Non riusciamo a portare a casa un tour. Buona. A qualche punto lo stiamo facendo, ma che fatica, Beppe. Adesso andiamo a tappa 6 su 7. Non riusciamo a 7 su 8, scusate. Collinare, però la forma sta aumentando. Vai raga, 14 km. Manca ancora tanto, ma una salitina, discesina e poi la salitina finale. E vediamo di capire se siamo in grado di vincere. Siamo in una forma strepitosa. Siamo belli pronti per il Tour of Doman, ma... ...12 km. Dovremmo battere sto cazzo di Gomez. Aro, un scino raro anche. C'ho la forma, c'è. Chiaro che non possiamo partire adesso, perché... Parte qualcuno. Mi sembra ancora presto per partire. Parte Palio, Pilot. Palio, vabbè. Cacchi suoi. Iniziamo la maglia di miglior giovane, ma non è miglior giovane, però, eh. Fuga paliottiana. Plané. Sulla scuola francese abbiamo fatto, cazzo. Ok, il Cume sembra salire regolare, comunque questo mi piace, eh. Il Cume sembra esserci.
Parte Thielman e Redden e Pineda, il buon Pineda. Parte Diaz. In tanti ci provano. Il Kuma è freddo in questo momento, non vuole rischiare. Sa che si gioca tutto in questa tappa. Abbiamo Meyers. Abbiamo 5-48 secondi, ma ormai secondo me dovremo prenderli. Intanto qua parte un sacco di gente, ma sembra non farcela. Ok, chiaramente la fuga della mattina è scoppiata. Bene. Parte Calmayen, attenzione. È partito Calmayen purtroppo e non è una bella cosa. Calmayen è stanco. Se Veneziano riesce a fare qualcosa, attenzione ci prova, forse ci prova. Attenzione il Cume ci prova. Veneziano ci prova. Veneziano è partito prima. Vediamo. Niente, area più forte. No, forse no. Forse no. Dai cazzo, dai. La maglia gialla sta arrivando. No, la maglia gialla non arriva. Mamma mia che dura. Mamma che dura. Mamma che dura. Forse vittoria. Forse vittoria. Non adesso. È un pazzo il Cube. Festeggia. Festeggia il Cube. Non so se basta però per il tour. Non basta per il tour, ma l'ho vinta, cazzo. E grande Cume, cacchio. Seconda vittoria in carriera. Terzo God Gomez. 49 secondi, erano troppo vicini. Podio. Veneziano festeggia 8 secondi. 35 secondi, è pazzesco. Scalatori secondi. Secondi giovani. Niente, riusciamo a fare Ugaz. Adesso non mi ricordo l'ultima tappa, ma se è una tappa di pianura è finita purtroppo. Sono felici. Seconda vittoria. Vediamo l'ultima tappa di sto tour venezuelano. La facciamo, ma ormai il tour è andato purtroppo. Vai raga, ultimi chilometri. È andata male però, Purtroppo Gomez è anche giovane, quindi perdo anche Nander, vaffanculo, erano punti importanti per salire, vedi il livello che ho troppo bisogno di salire. Vai. Per 35 secondi perdo, incredibile. Incredibile. Ovviamente qualcuno ci prova. Come ci prova, ma veramente è impensabile che possa vincere una gara così difficile per noi. Purtroppo. Vediamo. La forma c'è, ma è scoppiato, giustamente, è scoppiato veneziano. E si è preso un piccolo vantaggio, incredibilmente. E adesso però lo paga. Veneziano ci prova. La yellow jacket. La yellow jersey, chiamatela come cazzo volete. Vince Calmayen, bravo.
Noi terzi comunque, alla fine. Non basta, peccato, che sfiga. Però Gomez 12esimo se la rischia Gomezone. Che miseria, oh il cume. Ha preso la forma alla fine, ma zio. E mo vediamo. Certo che ce la giochiamo, forse. Quelli è buoni, non lo so. Devo vincerla, però. Ho qualche chance in più. Vai, vai. Peccato. Peccato. Ho proprio l'impressione che la perderemo di poco. Podio. Per 31 secondi. Vabbè, pazienza. Poteva andare peggio, però potevamo vincere. Avevamo tutto per vincere, onestamente. Va bene. Ok, beh, dai. Secondo, buona. Secondo in scalatori, secondo in giovani. Beh, bei punticini facciamo. Contenti anche. Ottimo. Perfetto, raga. Ora ci becchiamo per il tour. Adesso abbiamo Tour of Oman. Tra una decina, ventina di giorni. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!